Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale alla vigilia del passaggio del Friuli Venezia Giulia in zona gialla. A partire da domani c'è un appello del prefetto di Trieste, Valerio Valenti, è quello a rispettare nella misura massima il distanziamento sociale, rispettare tutte le regole e le normative anti-Covid al fine di evitare il rischio che i contagi possano aumentare di nuovo e si possa cambiare nuovamente le regole per quanto riguarda la nostra regione. Finora ho visto tanta gente in giro, ieri, oggi il bel tempo aiuta in questo senso e quindi l'augurio è quello che invece ci sia una presa di responsabilità, ci si renda conto che il pericolo è dietro l'angolo, che l'immunità è ancora lontana e quindi il pericolo è quello di trovarsi tra 15 giorni in una situazione nuovamente a rischio. Quindi io mi auguro che questo venga recepito. Da parte mia domani pomeriggio terrò un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nel quale chiederò che si cambi un po' passo rispetto ai controlli e alle sanzioni. In questo senso domani c'era anche la visita del commissario straordinario per l'emergenza, un segnale importante. Sì, spero che la visita sia recepita e sia interpretata come uno stimolo ulteriore. Spero innanzitutto che arrivino i vaccini in quantità sufficiente e che la macchina della Regione continui a funzionare, a moltiplicare i centri vaccinali e che ci sia dall'altra parte anche una piena convinzione dei cittadini rispetto al fatto che vaccinarsi è importante e fondamentale. Quella che scatterà con domani sarà per certi versi una zona gialla diversa da quelle che abbiamo conosciuto in precedenza. Allora riassumiamo tutte le particolarità, le regole nel prossimo servizio. Si torna al vecchio sistema a colori e in Friuli Venezia Giulia il giallo riabiliterà diverse attività, in primis quelle della ristorazione. Si potrà consumare al tavolo, al massimo in 4 persone se non conviventi e solo all'aperto. Lo stesso per la cena fino alle 22, orario in cui scatta il coprifuoco, anche se una certa confusione si è generata dopo che la ministra per gli affari regionali Gelmini ha affermato che si potrà stare tranquillamente seduti al tavolo fino alle 22 e poi far ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni. Affermazione che ha generato lo scontro con il sottosegretario all'interno Sibilia, secondo il quale alle 22 bisogna essere già nella propria abitazione. Per quanto riguarda gli spostamenti, da domani ci si potrà muovere liberamente entro i confini regionali, senza autocertificazione, e lo stesso varrà per andare verso altre regioni gialle. Per quelle arancioni o rosse sarà necessaria invece la cosiddetta certificazione verde. Tornerà in sala il pubblico di cinema, teatri, sale da concerto e live club, anche se composti a sedere preassegnati o con una capienza massima del 50%. Sarà consentito svolgere all'aperto qualsiasi attività sportiva, mentre dal 15 maggio potranno riaprire le piscine e dal 1 giugno le palestre. Con la zona gialla si tornerà in classe alle superiori nel limite del 70% degli studenti in presenza. Già oggi in attesa si è respirata aria di zona gialla un po' in tutta la regione. La giornata di festa è stata sfruttata per uscire all'aria aperta, per ora senza varcare i confini comunali. È stato così per Udine, dove tantissimi cittadini hanno scelto il Parco del Cormor per una passeggiata o un picnic al parco. Oggi 134 i nuovi contagi rilevati sui tamponi molecolari, che sono stati 3.600 per una percentuale di positività del 3,72. Test rapidi invece 3.035 hanno permesso di rilevare 50 casi, l'1,65% del totale. 5 i decessi registrati, cui si aggiungono 6 pregressi. I ricoveri in terapia intensiva rimangono 37, mentre quelli in altri reparti scendono 282. Scendono le persone in isolamento a 7.982. Ultimo richiamo per il personale sanitario che non ha aderito alla prima vaccinazione. Anche stavolta la risposta è stata inferiore alle aspettative. Siamo andati in fiera a Udine. Uno degli ultimi appelli, nel senso poi intendiamoci bene sulle parole, no? I sanitari hanno sempre un canale preferenziale perché è stata la prima attenzione, diciamo, che la linea vaccinale, il piano nazionale ha messo in campo. Noi come azienda sanitaria la prima attenzione è stata quella di partire subito con i sanitari e siamo partiti all'ospedale di Udine con già il giorno 30 di dicembre. Abbiamo continuato a dare l'offerta ai sanitari e qualche volta, diciamo, questa offerta è andata deserta. Oggi abbiamo riproposto un'altra seduta massiva, importante, quindi
come avevate anche potuto notare, insomma, la comunicazione aziendale è stata quella di mettere a disposizione 2000 posti per oggi 25 aprile, il giorno della liberazione, quindi poteva essere un'opportunità importante. Ovviamente la risposta è stata, mi pare, sulle 500 unità, al di sotto di quelle che sono state le nostre aspettative. Sono un operatore sanitario e quindi il vaccino per noi è obbligatorio. E sono contro l'imposizione e sulla firma che tu devi mettere per quelle che sono le eventuali conseguenze. Da quello che sento i colleghi, nessuno è contro il vaccino, sono contro le imposizioni e quelle che sono le eventuali conseguenze di quello che può portare la vaccinazione, insomma. C'è una visione positiva di questa vaccinazione? Sì, secondo me sì. Però in tanti hanno rinunciato, come mai secondo lei? Perché hanno paura di quale tipo, questo, quell'altro, ma per me qualsiasi tipo va bene, insomma. E centinaia di persone delle professioni sanitarie e sociosanitarie hanno manifestato in Piazza Unità a Trieste per chiedere libertà di scelta sulle vaccinazioni anti-Covid. E proprio libertà di scelta hanno scritto su uno striscione che hanno affisso i manifestanti alla Fontana dei Quattro Continenti. Sono oltre 200 i presenti che si sono radunati davanti al municipio. Versa in gravissime condizioni un uomo di 45 anni, cittadino romeno, che questa mattina, intorno alle 11 all'altezza della rotonda di Largo dell'Anconetta a Monfalcone, è rimasto coinvolto in un incidente mentre stava pedalando in sella la sua bicicletta. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Monfalcone, il ciclista è caduto dopo aver impattato con una vettura. Dopo l'allarme è arrivato un'ambulanza e l'elicottero decollato dalla base di Campoformido. Le lesioni appunto sono gravi, l'uomo è stato trasportato in volo all'ospedale di Cattinara. E versa in gravi condizioni, che se non è in pericolo di vita, un 17enne che poco dopo le 12 di oggi è rimasto coinvolto in un incidente nella frazione di Cabbia, nel comune di Arta Terme. Ha perso il controllo della sua moto ed è caduto sull'asfalto, riportando lesioni agli arti e al tronco. È rimasto sempre cosciente, è stato trasportato all'ospedale di Tolmezzo. Il 25 aprile non può essere una festa di parte, ma una giornata di unità e ricordo che deve appartenere a tutti gli italiani, per non dimenticare che la libertà è democrazia. Questo ha scritto su Twitter oggi il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Alla Risiera di Trieste si è tenuta la manifestazione appunto in occasione del 25 aprile con ingressi contingentati e un appello all'unità, in particolare in questo momento storico. Dentro le autorità e rappresentanti delle associazioni, compresi lavoratori e partiti politici. All'esterno il presidio della CGIL di Linea d'Ombra, l'associazione che si occupa di accoglienza. In questo 2021 la Risiera di Trieste è tornata il cuore delle celebrazioni per la liberazione, anche se, rispetto al periodo pre-pandemia, gli ingressi sono rimasti fortemente limitati. Il messaggio univoco delle autorità è quello di un percorso unitario comune contro il Covid, partendo proprio dai valori della resistenza. La città, l'Italia, il mondo stanno vivendo un momento drammatico con la pandemia, per cui mi ha fatto molto piacere che c'è questa maturità della politica, non ci sono state polemiche, siamo venuti tutti qua a inchinarci davanti alla Risiera di San Sabba in una giornata importante che è la giornata della liberazione. Questa deve essere una festa di tutti, una festa condivisa, ma è chiaro che questo messaggio è ancora più importante oggi in un periodo di pandemia, di crisi sanitaria e soprattutto economica, dalla quale potremo uscirci solo riconoscendoci tutti insieme in determinati valori e non utilizzando come una clava certe ricorrenze per contrapposizioni ideologiche che oramai non hanno più senso. Se saremo comunità sapremo uscirne ancora più forti da questa emergenza. E questo 25 aprile è particolare come lo è stato lo scorso anno, ma c'è una certa stanchezza, diciamoci la verità, e quindi questo 25 aprile è sicuramente un 25 aprile di resistenza ma anche di coraggio. Dobbiamo averne tanto per affrontare la pandemia, per superarla con il piano vaccinale e poi soprattutto per la ripresa economica, ma direi anche sociale. Abbiamo veramente bisogno di ritrovarci e di ritrovare lo stare insieme, quindi buon 25 aprile davvero a tutti ed è un 25 aprile speriamo di liberazione anche per tutti noi. Una rosa rossa sotto ogni strada, targa di via intitolata a membri della Resistenza, così a Udine per il 25 aprile.
Il secondo 25 aprile, senza pubblico per le restrizioni dovute alla pandemia, è cominciato in realtà per Udine già il 23, con la deposizione di una corona al monumento ai caduti nella lotta di liberazione alla lapide della scuola primaria Enrico Fruc, mentre ieri sono stati letti i nomi dei 29 fucilati delle carceri di via Spalato, scanditi dai colpi di un tamburo. Oggi però, giornata della festa della liberazione, si è tenuta la celebrazione ufficiale tra Piazza Libertà e Piazzale 26 luglio, sedi rispettivamente del Tempietto ai caduti e Monumento alla Resistenza. Udine e tutto il Friuli hanno partecipato attivamente alla lotta per la liberazione, ha detto il sindaco del capoluogo Pietro Fontanini, per liberarci dalla dittatura fascista, e periodo in cui sono stati definiti i valori che poi avrebbero trovato la più alta espressione nella stesura degli articoli della nostra Costituzione italiana. Nel pomeriggio invece l'Ampio Udinese ha aderito all'iniziativa nazionale Strade di Liberazione, deponendo una rosa rossa sotto le targhe delle vie e delle piazze dedicate ai partigiani. Ma il lungo fine settimana del 25 aprile finirà solamente domani, con la deposizione di 2 corone alle scuole Silvio Pellico e Giosuè Carducci. Ieri pomeriggio, restando a Udine, la comunità armena ha commemorato il 106esimo anniversario del genocidio del popolo armeno, tra gli altri con il sindaco Pietro Fontanini, il presidente dell'associazione Zizernak Daniel Temresia e il consigliere regionale Alberto Budai. Il sindaco di Udine Fontanini ha parlato di un popolo amico che ha vissuto tante sofferenze, ne soffre ancora, e ha ricordato che il comune di Udine è stato il primo ente locale del Friuli Venezia Giulia a riconoscere questo tragico evento storico, che in Consiglio regionale vedrà discutere prossimamente una mozione intitolata "Il Friuli Venezia Giulia si impegni per il riconoscimento del genocidio del popolo armeno". E ora andiamo sullo Zoncolan, dove oggi l'assessore regionale Bini ha incontrato la squadra azzurra dello sci e ha effettuato un sopralluogo in vista del prossimo arrivo del Giro d'Italia. Work in progress, ma ci faremo trovare pronti al momento X. Gli operatori Gatti stanno lavorando alacremente al fine di rendere questo importante e bellissimo piazzale, l'arrivo di questa tappa sullo Zoncolan pronta per il Giro d'Italia. Lo slogan che noi vorremmo utilizzare è "Benvenuto in paradiso". Oggi abbiamo la fortuna di essere in cima allo Zoncolan in una giornata meravigliosa, una cartolina stupenda della nostra regione. Quello che noi stiamo facendo come regione Friuli Venezia Giulia è di investire denaro e risorse importanti per arricchire la già ricca offerta e promuovere e far conoscere al mondo le ricchezze che noi abbiamo. Penso siano uniche. Noi già l'anno scorso avevamo, seppur in un momento comunque difficile e particolare, condizionato dal Covid, abbiamo avuto uno sprazzo di stagione estiva caratterizzato da dei numeri molto importanti, con dei segni più. Questo sta a significare quanto comunque anche in momenti difficili e particolari come questi i turisti ricercano il Friuli Venezia Giulia come regione sicura, sana, nella quale trascorrere le proprie vacanze. È tutto, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.